Il Palazzo Ducale di Carpignano Salentino. La cripta Santa Cristina. E il Santuario Santissima Maria della Grotta. Dopo pranzo ci inebriamo alla vista della costa e del mare di Torre Sant'Andrea. Un paesaggio quasi incontaminato, tutto da scoprire, con le sue cavità e sporgenze, le sue grotte nascoste e le sue intime rientranze, fino agli imponenti scogli, i faraglioni che, in tutta la loro possanza, emergono da un'acqua che sembra una tavolozza di colori, dall'azzurro allo smeraldo e che riflette uno splendido fondale. Le due sorelle sono due imponenti faraglioni situati nella splendida baia di Torre dell'Orso. Queste due importanti formazioni rocciose, emergenti dall'acqua cristallina, sono il simbolo del luogo e una meta amata da turisti che le visitano in cerca dello scatto perfetto, godendo di uno scenario mozzafiato. A Roca Vecchia, pernottiamo con vista sul mare. Il castello nel paese di Melendugno. La chiesa di Maria Santissima Assunta si trova nella graziosa piazza Monsignor Durante. Presenta una facciata in due ordini realizzata nel Settecento. All'interno si possono ammirare altari seicenteschi come quello della Madonna del Rosario, opera di Aprile Petracchi, che realizzò anche il pregiato crocifisso ligneo, il paliotto in pietra leccese dipinta raffigurante l'Ultima Cena e la cinquecentesca porta della sacrestia. Di notevole fattura anche il tabernacolo ligneo situato all'interno del cappellone del Santissimo Sacramento. A Calimera, la chiesa madre di San Brizio. A Calimera, il caldo è davvero opprimente, ma raggiungiamo comunque la chiesa di San Vito, dopodiché acquistiamo una focaccia intera per il pranzo. 1 chilo di vera goduria. Sostiamo per la notte nell'area Oasi Park ad Otranto. Incominciamo la visita della cittadina, con il castello aragonese. Continuiamo con la Torre dell'Orologio. La cattedrale di Santa Maria Annunziata è la più grande del Salento. La facciata con 2 spioventi ai lati e 2 finestre monofore mostra al centro un rosone rinascimentale. Di forma basilicale con pianta a croce latina e divisa in 3 navate da 14 colonne marmoree con capitelli, abachi ed echini, su cui si elevano archi, possiede un vasto bema e 3 absidi semicircolari. Il pavimento musivo è l'unico di epoca normanna rimasto integro in Italia e mostra un gigantesco albero della vita. Al suo interno si possono osservare figure allegoriche come l'ascensione al cielo di Alessandro Magno, temi dell'Antico Testamento come la Torre di Babele, il diluvio universale, Salomone e la regina di Saba, un calendario medievale, l'inferno ed il paradiso. La cripta possiede 3 absidi semicircolari e 48 campate intervallate da oltre 70 elementi tra colonne, semicolonne e pilastri che reggono il transetto della cattedrale. La particolarità è nella diversità degli elementi di sostegno, provenienti da edifici antichi e altomedievali, dal vario repertorio figurativo. A destra dell'altare vi è l'affresco della Madonna Nera o Degitria. Inoltre,
La cattedrale custodisce la cappella dei martiri con le ossa e gli scheletri degli 800 trucidati dai turchi guidati da Solimano il Magnifico nel 1480. Sul lungomare degli eroi, una folata di vento mi porta via il cappellino. La porta terra. La torre Alfonsina. Ed infine, la torre campanaria. A Cannole, vediamo la cappella della Madonna di Costantinopoli. A Cavallino, fotografiamo la chiesa dell'Assunta. L'ex convento dei padri domenicani. La fontana di piazza Castromediano con il palazzo ducale. La statua di un guerriero Messapi. Il palazzo ducale. E il pozzo di San Domenico. Dopo pranzo visitiamo il villaggio fortificato di Acaia. Altro bagnetto a San Cataldo e poi raggiungiamo, per la sosta notturna, il Camper Park fuori le mura nei pressi di Lecce. L'abbazia di Santa Maria di Cerrate, immersa nella campagna salentina, emana echi di spiritualità greco-bizantina. La facciata della chiesa è monocuspidale, con doppio tetto spiovente che prefigura l'impianto basilicale a 3 navate del tempio. Tra il rosone centrale e 2 monofore sui lati, una serie di archetti pensili inquadra lo stupendo portale, alla cui cornice centinata con lunetta è sovrapposto un timpano aggettante, intarsiato da 6 altorilievi con episodi del Nuovo Testamento. Sul lato sinistro è addossato un leggiadro portico, le cui colonne reggono capitelli figurati. L'interno, a pianta longitudinale senza transetto né cupola, è ripartito in 3 navate da colonne con capitelli finemente decorati, dalle quali si dipartono grandi archi ogivali. Sul fondo si aprono 3 absidi, di cui la centrale accoglie un ciborio in pietra. La più alta testimonianza della cultura figurativa bizantina si sprigiona negli affreschi che un tempo decoravano tutto l'interno. Da non perdere sono gli affreschi di età medievale nella luce soffusa della chiesa che incantano con i loro colori, gli affreschi nei sottarchi con una serie di santi di tradizione bizantina e l'ascensione di Cristo con al centro il Santo Padre, nell'abside centrale.
A Torre San Gennaro, ci fermiamo per la cena e la sosta notturna, mentre a Mesagne fotografiamo unicamente la chiesa di Sant'Anna. Proseguiamo per Carovigno, notando per la strada i primi trulli. A Cisternino, una volta addentrati nel centro storico, ci è sembrato di essere stati catapultati in un altro mondo. Stretti vicoli, piazzette dove respirare il profumo della carne cotta nelle macellerie, case bianchissime una addossata all'altra e palazzi signorili. L'intero borgo è reso ancora più incantevole dai fiori colorati alle finestre, aforismi impressi qua e là su scalinate e muri, decorazioni originali. Dopo pranzo, ci ritroviamo a Martina Franca, un caratteristico paesino dell'entroterra pugliese. Posteggiamo il camper, all'ombra, nei pressi della chiesa di Sant'Antonio. In piazza del Plebiscito, dinanzi alla Basilica di San Martino, Luigi non perde l'occasione di fotografare una novella sposa. La porta di Sant'Antonio. Il palazzo dell'università con la torre dell'orologio. E la piazza Maria Immacolata. Ostuni, nota come la città bianca, è un gioiello della Puglia che ci ha incantati con il suo caratteristico centro storico imbiancato, un dedalo di stradine che ricordano una casba araba. Questa città antica, baciata dal sole e avvolta da una luce mediterranea, offre una combinazione unica di storia, tradizioni, gastronomia eccellente e splendide spiagge. La sua atmosfera unica e la posizione panoramica sulla Valle d'Itria la rendono una delle mete più amate non solo in Italia ma in tutto il mondo. L'Arco Scoppa. La cattedrale di Santa Maria domina il panorama urbano con la sua imponente facciata e l'elegante cupola, rappresenta non solo un capolavoro dell'architettura barocca, ma anche un simbolo dell'identità culturale e religiosa della città. Varcando la soglia della cattedrale, si viene immediatamente colpiti dalla grandiosità e dalla ricchezza decorativa degli interni. La chiesa si sviluppa su una pianta a croce latina, con 3 navate separate da maestose colonne in stile corinzio. Lungo le navate laterali si aprono numerose cappelle che custodiscono opere d'arte di notevole pregio. Spicca la cappella del Santissimo Sacramento, caratterizzata da una ricca decorazione barocca e da un prezioso altare in marmi policromi. Una delle opere più significative è il Polittico di Bartolomeo Vivarini, un capolavoro della pittura rinascimentale veneziana che rappresenta la Madonna col Bambino circondata da santi ed è considerato uno dei tesori più preziosi della chiesa. Qui la chiesa del Carmine. La colonna di Sant'Oronzo. Il monumento ai caduti. Piazza della Libertà con il Palazzo Comunale. Il Santuario Madonna della Grata. All'interno della chiesa dello Spirito Santo si conserva un'antica tela, raffigurante la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli,
opera di uno sconosciuto pittore tardo-seicentesco. Nella seconda nicchia a destra dell'ingresso vi è la statua lignea, tardo-settecentesca, di Sant'Antonio da Padova. Alberobello è famoso in tutto il mondo, unico e reso celebre per i suoi caratteristici trulli, dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Una vera perla nell'entroterra pugliese. Un piccolo gioiello che attrae ogni anno visitatori da ogni parte del mondo, curiosi di visitare i trulli e affascinati dalle campagne circostanti piene di ulivi, campi di grano e vigneti. La chiesa di Sant'Antonio da Padova fu costruita nel 1927. Il trullo più alto del paese, detto trullo sovrano. Il santuario dei Santi Cosma e Damiano è un luogo di fede nato dalla devozione di un potente conte e cresciuto nel cuore della comunità. Questo santuario è un tesoro di arte e spiritualità, custode di tradizioni secolari e di un intenso pellegrinaggio dedicato ai santi medici, protettori dei malati e dei medici. La sua facciata neoclassica, impreziosita dai due campanili gemelli, invita il visitatore a scoprire un interno ricco di storia. Le statue raffiguranti i due santi sono opera di artisti diversi e presentano differenze stilistiche notevoli. San Cosma, con un libro nella mano destra e la palma del martirio nella sinistra, ha lineamenti morbidi e dolci, mentre San Damiano, con la mano destra sul petto e la palma nella sinistra, appare più rigido e ieratico. Questa diversità artistica rende le sculture ancora più preziose, testimoniando due mani e due epoche diverse dell'arte sacra pugliese. A Conversano, la cattedrale di Santa Maria Assunta è una tra le chiese più antiche e affascinanti della Puglia. Essa è situata in una delle piazze principali della città ed è un esempio di come fede, arte e architettura possano fondersi in un racconto senza tempo. La facciata è sobria ma elegante, con un'imponente struttura a capanna dominata da un grande rosone centrale del XIV secolo. Ai lati, vi sono due rosoni più piccoli e tre portali arricchiti da simboli e sculture. L'interno incanta per la sua austerità. Le murature imponenti e le pareti spoglie, unite ai giochi di luce che si alternano durante il giorno, evocano un'atmosfera di solenne silenzio, tipica della vita religiosa medievale. La pianta a croce latina è divisa in tre navate, sorrette da grandi pilastri cruciformi, che supportano un matroneo del XIV secolo. Lungo le navate laterali si aprono numerose cappelle che custodiscono preziose opere d'arte.
Prima di lasciare Conversano, fotografiamo il castello. Ed infine, la Porta Tarantina. La chiesa matrice di Santa Maria Assunta si erge maestosa nel cuore pulsante di Polignano a Mare, rappresentando non solo un edificio religioso di straordinaria bellezza, ma anche un testimone silenzioso della ricca storia di questa affascinante località pugliese. Affacciata sulla pittoresca piazza Vittorio Emanuele, centro nevralgico del borgo antico, la chiesa ha svolto per secoli un ruolo fondamentale nella vita spirituale e culturale della comunità locale. L'interno della chiesa rivela un patrimonio artistico di straordinaria rilevanza. Una delle opere più significative è il magnifico polittico della Madonna con Bambino e Santi, realizzato nel XV secolo su tavola dorata dal rinomato artista Bartolomeo Vivarini. L'opera rappresenta uno degli esempi più pregevoli della pittura rinascimentale pugliese, caratterizzata da una raffinata tecnica esecutiva e da una profonda spiritualità. Di particolare interesse sono anche le opere attribuite allo scultore Stefano da Putignano, le cui creazioni arricchiscono gli spazi sacri della chiesa con la loro eleganza e maestria tecnica. Il suo contributo artistico testimonia l'alto livello culturale raggiunto da Polignano durante il periodo rinascimentale e barocco. Ceniamo all'Osteria Piga, orecchiette alla contadina, cavatelli rustici, entrecot angus argentino, spiedino salsiccia, patate fritte, acqua minerale, dolce bavarese al cioccolato bianco e caffè, per 37 euro. Nel rientrare rendiamo felice Otis, con la piccola porzione di salsiccia, conservata per lui. Prima di trovare la statua di Domenico Modugno, incontriamo, attraversato l'Arco Marchesale, l'abbazia di San Vito, ed infine, la chiesa del Purgatorio. A Palo del Colle, visitiamo la cattedrale di Santa Maria della Porta. E la chiesa del Purgatorio. A Bitonto, riusciamo a visitare la cattedrale, grazie al custode che ci ha permesso l'ingresso quando stava per chiudere. La cattedrale è considerata l'archetipo del romanico pugliese per la sua armonia architettonica e la fusione di influssi greci, arabi, saraceni e siciliani. L'interno è solenne e austero, costruito secondo lo schema basilicale a 3 navate.
L'elemento più distintivo della chiesa del Purgatorio è la sua maestosa facciata a cuspide, arricchita da decorazioni ispirate ai temi della morte e della redenzione. Il portale d'ingresso, incorniciato da un bugnato liscio, è particolarmente suggestivo. Le sue lesene sono scolpite con figure di scheletri a grandezza naturale, simboli della caducità della vita. L'interno della chiesa si sviluppa in un'unica navata rettangolare, delimitata da arcate e arricchita da sontuosi altari barocchi risalenti alla seconda metà del XVIII secolo. Un'eccezione è rappresentata dal secondo altare sulla sinistra, che conserva ancora i decori originali del Seicento. Sulla parete di fondo domina l'altare maggiore, dove è collocata la statua della Dolorata, protagonista, insieme a quella del Cristo morto, della solenne processione del Venerdì Santo, un momento di grande devozione per la comunità bitontina. Terminiamo la visita con il Palazzo Silo Scalò ed il Torrione Angioino. In direzione Bisceglie, scopriamo il Dolmen La Chianca. La cattedrale di Bisceglie domina con la sua mole il borgo della città. Essa è un magnifico esempio di architettura romanico-pugliese, costruita tra il 1073 e il 1295. La sua facciata, pur presentando elementi barocchi, conserva il fascino originario. La struttura è caratterizzata da un sistema a 3 navate, con colonne e archi che creano un'atmosfera maestosa. La parte più antica si trova a est, dove l'abside è protetta da una parete rettilinea. 2 campanili, risultati danneggiati da terremoti, adornano l'esterno, mentre l'interno, a navata unica, è stato influenzato da rimaneggiamenti barocchi. Il baldacchino sopra l'ingresso principale è un elemento di spicco, che cattura l'attenzione dei visitatori. La facciata absidale, la meno alterata, mostra arcate cieche che conferiscono un senso di armonia e equilibrio. L'illuminazione naturale, proveniente dalle finestre, mette in risalto i dettagli decorativi, creando giochi di luce che arricchiscono l'esperienza visiva. La cattedrale non è solo un luogo di culto, ma un vero e proprio tesoro artistico che narra la storia della città attraverso la sua architettura. Ogni angolo racconta secoli di fede e cultura, rendendo la chiesa di San Pietro un simbolo identitario per la comunità biscegliese. Il Castello Svevo. Il porto. La cattedrale di Trani è un simbolo di storia e bellezza naturale. La facciata principale colpisce per la semplicità e l'eleganza. Realizzata in pietra calcarea di Trani, cambia colore a seconda della luce, dal bianco brillante al rosa tenue durante il tramonto. Un dettaglio che attira l'attenzione è il grande rosone centrale, circondato da sculture raffinate. Accanto, il campanile alto oltre 60 metri si erge slanciato, quasi un faro che dialoga con il mare. All'interno, lo spazio è solenne e allo stesso tempo essenziale. Le 3 navate sono scandite da colonne in marmo e i capitelli presentano motivi decorativi di ispirazione orientale. Scendendo nella cripta si trovano le reliquie di San Nicola Pellegrino,
custodite in un ambiente suggestivo e raccolto. Lasciata Trani, ci dirigiamo a Castel del Monte, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e simbolo della Puglia. Questa costruzione è famosa per la sua architettura medievale e per la sua forma ottagonale, ma c'è molto di più dietro la sua facciata geometrica. Molti visitatori sono attratti dalla sua bellezza e dai misteri storici che la circondano, tuttavia, pochi si soffermano sui dettagli architettonici che rendono questo castello unico e che nascondono significati più profondi. Ad esempio, le finestre del castello non sono solo aperture ma veri e propri elementi decorativi. Ognuna di esse è progettata con grande attenzione ai particolari, non solo per il passaggio della luce ma anche per creare illusioni ottiche che cambiano a seconda dell'angolazione del sole. Ad Andria, visitiamo la cattedrale. Al suo interno sono venerate la Sacra Spina, appartenente secondo la tradizione alla corona di spine di Gesù, e le spoglie di San Riccardo, vescovo di Andria. Nella cripta sono custodite le spoglie di due delle mogli di Federico II di Svevia, Yolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra. Il suo campanile, insieme a quelli della chiesa di San Domenico e della chiesa di San Francesco, è simbolo della città, ricordata appunto come la città dei tre campanili. A Manfredonia, ammiriamo il castello Svevo Angioino. Sostiamo al Lido Salpi, per un ultimo bagnetto, in compagnia di una coppia di camperisti. Il tour della Puglia, ormai volge al termine. Prima di far ritorno a casa, fotografiamo le saline di Manfredonia.